Benvenuti, oggi è domenica 1 settembre 2024. Il sole sorge alle 6:30 e tramonta alle 19:30. La luna si leva alle 4:38 e cala alle 19. Oggi si celebra Sant'Egidio. Il nome Egidio ha origine greca e significa figlio di Egeo. La giornata mondiale di preghiera per la cura del creato ricorre ogni 1 settembre ed è un'occasione nella quale il Santo Padre scrive un messaggio diretto alla Chiesa Cattolica e a tutte le persone di buona volontà. Il tema è "Spera e agisci con il creato" e si ispira alla lettera di San Paolo ai Romani. Questa giornata rappresenta un invito ad unire le forze sulla questione del potere umano e della responsabilità ecologica, temi di estrema attualità. Sono 63 le candeline per il giornalista e politico Oscar Giannino. Si è occupato di economia e finanza in diverse testate, tra le quali Il Riformista, Il Foglio, Finanza e Mercati, e ha diretto Libero Mercato. Dopo aver militato per anni nel Partito Repubblicano è diventato leader di Fare per fermare il declino, espressione del movimento d'opinione da lui fondato con economisti e intellettuali nel 2012. Oggi compie 67 anni la cantante e attrice cubana naturalizzata americana Gloria Estefan. Ha venduto più di 100 milioni di dischi e la sua voce è una delle più conosciute negli Stati Uniti. Tra i suoi album più famosi, Mi Tierra. Nel 2009 si è esibita alla Casa Bianca in occasione della festa latina. Infine auguri a Zendaya, che oggi compie 28 anni. Come molte attrici americane ha iniziato la sua carriera nelle sitcom di Disney Channel. Successivamente ha conquistato il grande schermo interpretando Mary Jane in Spider-Man. Nel 2019 è una delle protagoniste nella serie TV Euphoria e nel 2021 è tra gli interpreti del film Dune, vincitore di 6 premi Oscar. Il sequel Dune parte 2 le ha permesso di ritornare quest'anno ad interpretare il ruolo di Chani. Celebre e iconico, Massimo Troisi e Philippe Noiret sono i protagonisti di Il Postino. Ambientato a Salina e diretto da Michael Redford. Il film viene presentato per la prima volta al Festival del Cinema di Venezia il 1 settembre del 1994. La sua uscita arriva circa 3 mesi dalla scomparsa di Troisi. Sapete cosa ha di speciale la scienza? La scienza non è solo un insieme di nozioni, ma è un modo di pensare sistematico, fondato sulla sperimentazione e sulla logica. Il metodo scientifico in generale comporta varie fasi: la formulazione dell'ipotesi iniziale, la realizzazione di prove ed esperimenti per aggiornare ed affinare l'ipotesi, fino ad arrivare, si spera, ad una teoria che spieghi perché l'ipotesi sia vera. Quindi quando avete dei sospetti e formulate delle ipotesi su qualcosa, su qualcuno, fatevi aiutare dal metodo scientifico e dalla nostra amata scienza. Buona domenica e buon 1 settembre ai 12. Oggi le stelle si aprono con una notizia importante. Plutone col suo moto retrogrado torna in Capricorno e riconfigura gli assetti zodiacali. Ebbene, cosa succede per Ariete? Per quanto tecnicamente è una quadratura per quelli dell'ultima decade, ancora il suo solito sestile con Nettuno alle soglie del vostro segno vi porta ancora a sognare, a sperare che i progetti che fate per il futuro siano un investimento sensato. Qualcosa in fondo al vostro cuore vi fa pensare che è così. Toro. A proposito di cuore, oggi è una giornata in cui si riprendono delle grandi decisioni importanti e trasformative. Plutone è tornato in Trigono, seppure in moto retrogrado, quindi la sua forza è un po' meno incisiva. Cercate quindi di essere un po' più diplomatici e di trasformare le cose con il partner in una maniera comune e assonante. Gemelli.
Tecnicamente si dismetterebbe un po' il trigono, ma solo per quelli delle seconda e terza decade, mentre invece la condizione generalizzata di Plutone vi avvisa che forse potete anche un po' dirigere tutto il bailam di sensazioni ed emozioni che Giove e Marte congiunte vi danno in ambito sentimentale. Cancro, la giornata di oggi prevede di nuovo l'opposizione annosa con Plutone, di cui eravate già stanchi dopo quasi 15 anni. Cercate quindi di tenere i nervi saldi e di non pensare che si sono riproposti di nuovo i soliti problemi, poiché Plutone in autunno riprenderà il suo moto diretto, quindi un pit stop nel passato che vi aiuterà comunque a risolvere dei problemi antichi. Leone, la giornata di oggi prevede la fine temporanea dell'opposizione di Plutone. Questa è un'ottima notizia perché rende tutto molto più leggero. Il Luna e Mercurio congiunti nei vostri gradi già festeggiano oggi un'insolita ironia, è assolutamente il motivo dominante della vostra giornata, che vuole comunque divertimento e leggerezza. Vergine, il trigono con Plutone, seppur è un po' poco potente perché è in moto retrogrado, vi servirà comunque per finalizzare e portare a termine degli accordi molto importanti. Oggi sarete comunque un po' più affascinanti del solito e anche in amore potrebbe andare decisamente molto meglio. Bilancia. Plutone comincia a entrare in Capricorno, per cui per quelli dell'ultima decade c'è un regime un po' di quadratura, ma niente paura, questa configurazione durerà solo fino all'autunno, però sarà un'importante configurazione che vi permetterà una volta per tutte di risolvere alcuni problemi con il patrimonio e la famiglia. Scorpione, il vostro maestro Plutone si sposta in Capricorno, segno amico e compatibile, per cui è di nuovo alla vostra portata e potete utilizzarlo benissimo per comunicare, trasformare, proporre, progettare delle cose che vanno totalmente a vostro vantaggio. Sfruttate bene il momento. Sagittario, un Plutone che interviene moltissimo sulle spese, sul patrimonio, proprio perché vi induce a economizzare bene, a spendere bene le vostre risorse, proprio perché le operazioni che state tentando di fare da quasi 2 anni sono quelle che vi daranno una svolta significativa nel vostro mondo economico. Capricorno, i protagonisti della giornata, perché Plutone, spostandosi di nuovo da voi, ridiventa ancora vostro ospite. Anche se in moto retrogrado, vi ricordo che Plutone è il pianeta della trasformazione, del carisma e del potere, tutte cose che sapete ben utilizzare. Acquario, alleggeriti da questa temporanea assenza del vostro ospite molto intrigante. Un Plutone retrogrado serviva ben poco nei vostri gradi, meglio averlo in 12ª casa. Quando rientrerà e sarà in moto diretto, vi darà prova di quanto creativo sa essere il suo potere, ma per adesso godetevi un po' di leggerezza e soprattutto togliete qualche sovrastruttura che non vi serve più dalla vostra psiche. Pesci, Plutone torna compatibile, di nuovo aumenta carisma, potere, fascino e anche quel senso di intrigo divertente che ci può essere nella vostra vita. Plutone vuole elegantemente e silenziosamente aggiungere un po' di pepe alle vostre vicissitudini passionali e sentimentali. Sono le 11:18 del 1 settembre 1859, quando l'astronomo inglese Richard Carrington sta osservando un gruppo insolito di macchie solari e rimane sorpreso da un lampo di luce bianca proveniente da quelle stesse macchie. Si trattava della più grande tempesta solare mai osservata, che resterà nota col nome di evento di Carrington. Ed eccoci qui, pronti per scoprire cosa significa cliffhanger.
letteralmente aggrappato alla scogliera. Il termine cliffhanger è spesso utilizzato nel contesto delle serie TV o dei film. Indica un momento di grande suspense in cui la trama raggiunge un punto critico e lascia il pubblico con il fiato sospeso. In sostanza è un modo per attirare l'attenzione dello spettatore e lasciarlo ansioso di scoprire come si risolverà la situazione. Un po' come in Beautiful, per intenderci. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Carmelo Bene è stato un artista eclettico e ribelle, noto per il suo atteggiamento fuori dagli schemi. Da giovane ha fondato il Teatro Laboratorio a Trastevere. I suoi spettacoli lo hanno portato alla ribalta, ma anche alla chiusura a causa di uno scandalo. Urinò sull'ambasciatore argentino e sua moglie. Bene ha scritto, diretto e recitato nelle sue opere teatrali, creando uno stile unico che si ispirava ad altri artisti. Nel cinema degli anni 60 ha vinto il Leone d'Argento a Venezia con il film Nostra Signora dei Turchi, tratto dal suo libro. Bene aveva un'idea speciale di come il testo teatrale dovesse prendere forma. Non veniva interpretato ma ricreato dagli attori. Ci salutiamo con la frase del giorno. Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. Grazie per essere stati con noi, sono felice di avervi qui ogni giorno e mi raccomando, io vi aspetto anche domani. Buona giornata dalla vostra Martina.